Ci sono Toti e Totino, il commissario Macri e l'agente Piricò che ci lasceranno con una sonora e importante risata. Toti e Totino. Grazie. No, Jessica, ho sentito una voce di uomo, chi era? Ah, avevi la televisione accesa insieme, pareva la voce di Salvo Rosa. Sì. Gioia, voglio dimagrire. Tu lo sai che io potrei perdere 70 kg in un giorno? Te lo giuro. Come? Mandane a tua madre, ne fai ire. E su 70 kg meno a casa. E scherzo, lo sai che ci voglio bene. Solo per la pensione, Gemma. No, ancora il commissario non è arrivato. E appena arriva vediamo. Va bene. Come? No, io a tua madre ci voglio bene. Si è arrabbiata perché io ho mandato i fiori? Aspetta. E si arrabbia. Vabbè, erano crisantemi, che cosa vuol dire questo? Piricò! Vabbè, zitta qua. Piricò, com'è che lei ha le mani sempre sul telefono e non c'ha le mani da qualche altra parte? No, io... Lei potrebbe mettere le mani in 100.000 posti diversi. Com'è che ce l'ha sempre sopra questo telefono? Perché non me ne avevo accorto? Di che cosa non si era accorto? Che il telefono si aveva spostato e io lo stavo toccando per questo. Piricò, lei la deve smettere di parlare con sua moglie. Perché io, non era mia moglie. Piricò, lei parla solo con era sua una moglie. telefonata Se io mi in faccio fare il tabulato e mi accorgo che lei parla con sua moglie, lei rappresenta il Trentino Alto Adige. Lei se ne va in Sardegna, se ne va. Ma non ci posso andare di Civitavecchia che mi viene Lei qui. in Sardegna ci va dove gliela mando io, è chiaro? Allora, si prepari qua per il lavoro di oggi. Io qua devo lavorare con delle persone inette, lei è inetto. Però mi piace Berlusconi. Che c'entra? Non me ne intendo di politica, io non sono inetto. Lei è una persona incapace. Lei è incapace di intendere e di volere. Non lo sopporto. E io pago, poi non sono stato io. Vi dico, questa cosa perché è rotta questa cosa? Che ne so, perché ci ha appoggiato la giacca e si è rotta. Me lo dia a me, ce la tengo io. Ci metti sta giacca. Scriviamo questo rapporto. No, l'ho già scritto. Scriviamo il rapporto. L'ho scritto. Già l'ha scritto? Sì, quello che ci deve fare il Oh, finalmente una volta che lavoriamo, finalmente una volta che organizziamo il lavoro, finalmente una volta che facciamo qualche cosa. Perché qui chi lavora sono solo io. Quando fa così non lo sopporto, ma perché non mi fa bene Piricò, nervoso? Piricò, quando io parlo, lei non deve borbottare. Io non sopporto questo borbottio, è chiaro? Borbottana di sua sorella quando lei se la prende sempre con me, io non c'entro niente. Allora, mi lega questo rapporto. Ho fatto il rapporto dell'uomicidio che c'è stato ieri. Il rapporto? Dell'uomicidio. Che cos'è uomocidio? Che hanno ammazzato un maschio. E se ammazzavano una donna? Donnacidio. Si chiama omicidio. No, non era. Si chiama omicidio. Omicidio. A me legga. Allora. Legga. Mi faccia legga. Mi faccia sentire legga. Mi faccia sentire legga. Perché non si zitte un poco? Mi faccia sentire legga. Allora, intorno alle 8, quasi le 8, le 8:10, 8:20, verso le 9, Che ora erano, Piricò? Di che ora stiamo parlando? Si può stabilire un orario, sì o no? Io sono arrivato ed erano le 8. Io sono arrivato ed erano le 8. Lei non c'era, era su lui. Ed erano le 8. Verso le 8:10 mi sono seduto, alle 8:20 mi ho levato un po' di così e verso le 9:15 ha squillato il telefono. Io non ce lo devo scrivere nel rapporto. Quindi 8:45 va bene?
Lo possiamo dire 8:45, si può dire 8:45. A me parevano le 9 meno un quarto, però vabbè. Procediamo. Mi veniva squillato il telefono. Mi veniva? Squillato il telefono. Che cos'è questo? Che cos'è italiano questo? Sì, era siciliano perché non parlava bene. Dico, lei quando scrive deve scrivere e deve parlare con soggetto, predicato e complemento. Io ce l'ho detto a questo che parlava, c'ha qualcuno da passarmi? E mi disse di no. Qualcuno chi? Questo soggetto predicato e complemento. Però E chi sono? Questi tre che erano insieme a questo. Andiamo avanti, Perico, legga questa cosa. Allora, Perico, dove sta andando? vabbè, niente. Venga qua. Allora, mi squillava il telefono, mentre che a lei ci poteva parere che era mia moglie, io ho preso il telefono e... Non ho capito. Mentre che a lei... Ci poteva parere che era mia moglie. Ma lei sta seguendo la consecutio temporum o no? Lei la segue la consecutio? Lei ha una sua consecutio? Dici certo, però la lascia a casa perché... Vada avanti, vada Mentre avanti. ci pareva a lei che era mia moglie, io rispondevo al telefono dicendo quello che sempre diciamo. Cosa? Pronto? E quello mi fa, chi parla? Chi parla? E io ci sto una volta all'uno così non ne conforniamo. Quindi lei prende il telefono, E io ho detto, compone il numero, compone il no, numero. l'hanno componato loro perché io ricevevo il squillo, non è che io... Lei riceveva la chiamata, Sì. quindi lei ricevendo la chiamata rispondeva all'apparecchio. E dissi, ma sarà una telefonata a luci rosse? Perché pare che siamo... Quindi Quindi mi sentivo una voce che mi diceva, "Mi chiamate!" Così che io capivo che era siciliano. che era siciliano. E di voce di femmina mi diceva, Sì, c'è stato un morto, c'è stato, un morto. Io, c'è stato, è accaduto. no, non aveva caduto, ci avevano sparato. E allora io mi ho preso la graziella che ci abbiamo nel garage. C'è andato in bicicletta? La macchina, La gazzella! ah, La gazzella! La graziella. La gazzella, e ho partito per andare sul luogo derelitto. Sul luogo? Derelitto. Sul luogo? Derelitto, dove c'era il morto. Dicono, si dice sempre derelitto. Sul luogo dal delitto. Sul luogo dal delitto. Lei si è recato sul luogo dal delitto. E come si scrive? Derelitto. Lei ha preso la gazzella e si è recato sul luogo dal delitto. Mentre andavo sul luogo derelitto. Dal delitto. Mentre camminavo sentivo Per andare dove? verso il luogo delitto. Dal delitto. Dal delitto, e sentivo, sentivo una sirena che Avendo? Sentivo una sirena. Avendo o sentivo? Significa che io l'avendo sentivo che c'era. Quindi avendo sentito. Nel sentivo. Testè. Minchia, non lo so. Avendo sentito una sirena che suonava. Una serena. Era sua sorella? No, una sirena di un'ambulanza che suonava. Mi ho accostato nella strada per farla passare. Ma la sirena si sentiva sempre. E quindi? Dopo mezz'ora mi sono accorto che la sirena era la mia e ho ripreso a camminare. Arrivato sul luogo del delitto, Sul luogo? vidi il morto che già c'era a terra. Già c'era a terra. E ci è andato vicino per capire che era morto, mi ci ho messo vicino e ci ho detto, lui non si è spaventato e finito. Alla fine, dopo che ho visto che c'era il morto, non sapendo che fare, ho chiamato i carabinieri. Che ha fatto lei? Ho chiamato i carabinieri. Ha chiamato i E carabinieri? che doveva fare? Ma lei è pazzo. Io la rovino. Lei è...
Si levi il cappello. Oh, perdonate. Mi dia la pistola. La posi qui. Chi siamo noi? La polizia. Quando facciamo un lavoro lo facciamo da soli. Noi abbiamo bisogno di altre armi. Certo, perché siccome cosa ne sappiamo fare, chiamiamo i carabinieri. Si metta qua. Sì. Si metta. Commissario, per favore, ma per... Pico, lei deve imparare. Ho capito. Lei deve ho imparare capito. che questo lavoro si Ho deve fare capito. bene. Ho E lei non lo sa capito. fare. Vabbè. Allora io lo devo spiegare io. Vabbè. Lei è un disgraziato. Lei è un sempre con disonesto. me? Lei è un Io non lo farabutto. capisco, Lei è un sempre. disgraziato.